Bentrovati, buongiorno e buon Natale, soprattutto buon Natale telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche oggi, sarà una maratona non stop natalizia, ci terremo compagnia fino alle 8 questa sera. Tante storie, tanti volti, tante testimonianze da tutto il nord-est in questo strano e travagliato Natale 2020. Potremo utilizzare tantissimi aggettivi, anche poco, diciamo così, gentili per definire questa festività, però lasceremo parlare le immagini, i vostri racconti, i vostri messaggi, perché quello di oggi con voi sarà un filo diretto continuo. Potete inviarci i vostri auguri, i vostri messaggi, tenervi così in contatto in maniera anche abbastanza atipica con i vostri familiari, i vostri parenti che magari non potete vedere per i motivi che sono noti. Quindi oggi facciamo anche da tramite, se vogliamo, tra voi che state a casa e i vostri affetti, i vostri cari. Daremo spazio al mondo del volontariato, al mondo delle istituzioni, alle forze dell'ordine, ci saranno tanti collegamenti, ma andiamo con ordine. Vedete già il numero in sovraimpressione per mandarci i vostri messaggi, i vostri contributi: 351 1755 340. A questo numero potete quindi mandare i vostri speciali auguri e raccontarci anche come state trascorrendo questo Natale 2020. Vi do un po' il cronoprogramma della giornata. Alle 10, fra 8 minuti circa, ci collegheremo con la Basilica di San Marco per assistere in diretta alla Santa Messa officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che ci ha tenuto compagnia in questi mesi di pandemia. Tante volte abbiamo trasmesso le messe da Venezia, dai luoghi più simbolici e importanti della cristianità veneziana. Oggi lo faremo dalla Basilica di San Marco e sarà sicuramente una Santa Messa molto suggestiva, in un clima ovviamente raccolto. Del resto lo abbiamo visto anche ieri sera a San Pietro, il Papa che ha ufficiato questa messa in maniera straordinaria alle 19:30 della sera, lanciando tra l'altro dei messaggi molto importanti. Il Papa Francesco ha parlato degli ultimi. Ogni scartato, ha detto Papa Francesco, è figlio di Dio. Aiutiamo chi soffre. Papa Francesco che poi è tornato su un tema a lui molto caro, quello del consumismo, e ha parlato appunto delle varie mangiatoie che ci sono, insomma, a livello planetario. Quindi un Papa che si è concentrato sugli ultimi e su tutte le persone colpite in vario modo, a vario titolo, dalla pandemia. Questo quando in Italia si sono superati i 2 milioni di casi dall'inizio proprio della pandemia a febbraio, 2 milioni appunto di contagiati nel nostro paese, che resta appunto tra i paesi che più di tutti hanno sofferto le conseguenze di questo virus, anche in termini di vite umane. Non solo l'Italia, come sappiamo, ma anche il Veneto sta attraversando un periodo molto difficile. I dati continuano a essere molto elevati, navighiamo sempre tra i 3-4 mila nuovi casi al giorno, qualche volta anche di più. I decessi sono mediamente in questi giorni 100 nelle 24 ore, quindi parliamo di numeri che non concedono una tregua alle strutture sanitarie, ai nostri ospedali. Il SUEM, le centrali operative del SUEM continuano a essere bersagliate di telefonate
anche questa mattina, questo è un aggiornamento di cronaca, ma ci sono queste persone, questi operatori che continuano a rispondere al telefono, continuano a intervenire, appunto non solo, va detto, non solo a favore dei malati di Covid, perché restano tutte le altre malattie, e il nostro pensiero come redattori tecnici di Antenna 3 va anche a tutti questi malati. A proposito di operatori, a proposito di operatori sanitari, sempre in prima linea, in prima fila, vi mostrerei questo video che è davvero simbolico, significativo, che arriva dall'ULSS 5 Polesana, dove infermieri, personale, direzione medica e sanitaria lanciano un messaggio veramente importante e lo fanno in musica. Prego la regia di Tony Esposito e Italo Morao, che ringrazio, di mandare in onda questo contributo davvero molto importante. Vediamo insieme. L'essenza del Natale è la speranza, ma il gesto di oggi ha un valore ancora più grande perché ai pazienti, a tutti i cittadini, a tutti gli operatori della nostra azienda che qui lavorano, i colleghi hanno voluto dedicare questo pensiero. I migliori auguri per tutti voi, per tutti i nostri colleghi, per tutti i degenti dei nostri ospedali. La bellezza e la speranza trovano spazio anche nei momenti più difficili come quello che stiamo vivendo. Questi quindi gli auguri in musica, e che auguri dai reparti Covid dell'ULSS 5 Polesana. Questa è la situazione a Cortina, proprio in questi istanti possiamo vederla, quindi una Cortina deserta, imbiancata già da settimane dopo le copiose nevicate di inizio dicembre. Strade deserte in tutto il Veneto, un'atmosfera assolutamente irreale, un Natale ovviamente e inevitabilmente inedito. Vi ricordo i numeri per intervenire in diretta con noi, quindi 351 1755 340, mandateci i vostri video, i vostri auguri, ci sarà tutta la giornata per mandarli in onda fino alle 8 di questa sera, quindi ci terremo compagnia. Adesso c'è la messa, poi ritorneremo in diretta con tanti collegamenti, alle 12:15 il concerto dell'Art Voice Academy
Academy di Castelfranco. Alle 13:30 si ritorna in studio con Ferdinando Avarino, che intervisterà in diretta il governatore Luca Zaia. Questo il cronoprogramma, chiamiamolo così, di questa mattina, quindi la linea adesso va alla Basilica di San Marco per la Santa Messa di Natale officiata dal Patriarca Moraglia. A dopo.